Mi chiamo Sara, ho 23 anni, suono il pianoforte e ora studio a Londra alla Guildhall School of Music and Drama. Ora ci troviamo in Villa Argentina, che fa parte, diciamo, dell'Accademia di Architettura, dove mia mamma ha lavorato e lavora tuttora. Per me, diciamo che è un po' la seconda casa, Mendrisio. Sono l'unica della famiglia che suona uno strumento, diciamo, a livello professionale. Ho iniziato a suonare il pianoforte quando avevo più o meno 5 anni e mezzo. Onestamente non credo di avere un genere preferito, a parte la musica classica. Forse va un po' a periodi. Ho portato alcuni CD. Il primo, dei Thin Lizzy, gruppo preferito di mio papà, che include anche una canzone con il mio nome, Sarah. Poi Sade, che è un artista a cui mi sono avvicinata tanto nel corso degli anni. Ritengo che sia una delle donne con forse la voce più bella. Tra l'altro, quando è mancato mio nonno, una delle canzoni che io ho scelto per diciamo, la cerimonia è stato proprio una canzone di Sade. Bob Marley. Questo è stato uno dei periodi, diciamo, di ossessione, per cui ero ossessionata un po' dalla musica di Bob Marley. Abbiamo Fela Kuti, Lenny Kravitz, che è uno anche degli artisti che piace tanto a mia mamma, quindi non solo la parte di mio papà. Non sono preoccupata del fatto di passare 3 giorni e di provare, di fare musica con persone che non parlano la mia madrelingua. Credo che la musica sia una lingua a cui si possono avvicinare tutti. Magari può fare un po' paura all'inizio, perché appunto è diverso, non ci sono le parole, ma credo che sia in grado di portare emozioni a tutti e quindi che in qualche modo possa creare un'unità.